Professor Rodolfo Bettiol, le vorrei chiedere di ricostruire nella stessa maniera in cui l'ha fatto nelle assemblee a cui ho partecipato anch'io ultimamente con alcuni soci delle due banche venete. Vorrei che lei ricostruisse in un modo che mi è parso molto chiaro la storia degli indennizzi ai risparmiatori, partendo fin dall'inizio, perché così meno può fare un punto anche dal punto di vista tecnico, piuttosto che un parolaio. Prego. Ma dunque dobbiamo partire un momento dalla vicenda alle origini. 2015-2016 scoppia il bubbone delle banche. Ci sono tentativi di salvataggio, c'è l'intervento del Fondo Atlante. Questa sede quindi c'è un momento in cui sembra che si possa salvare queste banche. Ricordo che allora io feci d'intesa con l'associazione Zelino la costituzione di parti offese nei vari procedimenti sia a Roma, allora dove c'era Veneto Banca, e sia a Vicenza. Questo per fare una pressione nei confronti di queste banche che sembrava potessero sopravvivere. Pressione che ha avuto anche il suo risultato, perché poi vi fu quella mini transazione. Sì, circa il 15%. Circa del 15%, no? Poi che cosa avviene invece? Avviene la messa in liquidazione nel 2017. A quel punto si pone un problema: cosa possono ottenere gli azionisti e come? Vanno considerate due cose: una sotto l'aspetto legale, e cioè ai sensi della legge bancaria, l'articolo 83, non è possibile poi, una volta che la banca è messa in liquidazione, esperire azioni di cognizione o di esecuzione. L'unico poi rimedio è una specie di inserimento nella liquidazione, inserimento in cui, ammesso che gli azionisti vengano ammessi, poi sono comunque posticipati. Ma tra l'altro le liquidazioni hanno un grosso debito con lo Stato, che sono i fondi 4 miliardi 750 milioni dati a intesa, no? Tanto per ricordarlo a chi ci ascolta. No, appunto, mi lasci finire. D'altra parte gli attivi della banca passano ad intesa, c'è un debito poi che la liquidazione deve pagare, quindi da quella parte lì non c'era nulla da fare. Per quanto riguarda gli imputati, il numero delle persone, sono 112.000 solo Banca Popolare di Vicenza, rende implausibile che attraverso un'azione nei loro confronti si possa poi ottenere qualcosa. Ecco, l'idea allora nasce, l'idea del fondo che io avevo preso vedendo che erano stati già a suo tempo istituiti un fondo per le vittime dell'usura, fondo per le vittime della mafia e via dicendo. E quindi si è andati avanti attraverso contatti politici, in modo particolare ricordo con Santini. Per non confondere del PD, se non sbaglio, no? Giusto? Si è andati avanti proprio per arrivare alla costituzione di questo fondo che in qualche modo era giustificato sia dal fatto che erano state commesse cose di enorme gravità con rilevanza penale, e sia anche per un'esigenza perequativa, proprio per il fatto che invece di una liquidazione normale forse avrebbe consentito di ottenere qualche cosa per gli azionisti. E si è arrivati a una prima legge nel 145. Si è detto ma lo stanziamento era modesto e via dicendo. Scusi, questa legge attingeva ai fondi dormienti, giusto? Sì. In realtà
il finanziamento del fondo poteva essere sempre riempito attraverso i conti dormienti, quindi fra l'altro quindi senza gravare sui contribuenti, insomma sull'erario pubblico. Quindi si è arrivati a questa prima legge che in realtà non prevedeva limiti agli indennizzi, prevedeva peraltro una procedura di arbitrato attraverso la Consob. Procedura di arbitrato che per la verità poteva essere sì dare un certo impegno, però era abbastanza tranquillizzante. Ho parlato con la Consob e con questa responsabile di quello che avrebbe istituito la commissione, diceva, vabbè, insomma, ci hanno detto state tranquilli perché c'è l'inversione dell'onere della prova, è la banca che deve provare di aver dato le informazioni corrette e tutto. La banca qua non si è mai costituita. Quindi la prova non doveva darle il singolo socio, la prova di correttezza doveva darla la banca. Socio, sì, il socio bastava che dicesse non mi hanno informato che l'investimento era rischioso, in sostanza, non bastava anche quello, senza neanche attendere gli esiti penali, insomma, qui a quel punto però si era arrivati alla bozza del regolamento di attuazione, solo che ci sono state le elezioni e il presidente Baretta, allora che era sottosegretario del MEF, presidente era Gentiloni, no, del Consiglio dei Ministri. E Baretta disse no, ma io non me la sento di mandare avanti adesso il regolamento perché subentrerà un governo nuovo di diversa colorazione e via dicendo. Nel contempo era un'altra associazione, sembra quella di Ugone e Armandi, diceva no, ma che bisogno c'è di un accertamento con il lodo, via dicendo, gli azionisti vanno rimborsati. Quindi cosa succede? La legge non entra. Scusi, la interrompo un secondo. La legge noi la presentammo, era anche lei presente a Vicenza, era già bollinata, cioè aveva passato tutte le verifiche, mancava soltanto il regolamento attuativo, no? Perché la legge era fatta e bollinata, quindi aveva tutti gli ok della parte, diciamo, finanziaria, mancava soltanto il regolamento attuativo, sì, che poi Baretta non firmò per i motivi che stava dicendo lei adesso. Scusi, così. Quindi la legge poi non entrò in funzione senza regolamento attuativo e fu fatta invece l'attuale legge, la quale prevede un indennizzo fino al 30% con il tetto di 100.000 euro, peraltro con due corsie, una per i cosiddetti forfettari e l'altra per gli ordinari. Quindi cosa significa questo? Che in sostanza sotto un certo livello di reddito o di patrimonio c'è una liquidazione automatica, mentre per gli altri esiste la necessità di provare di essere vittima di violazioni massive degli obblighi di informazione e via dicendo. Cioè, praticamente si distinguono i più o meno ricchi, diciamo così, e che devono seguire due strade diverse. Due vie. E adesso appunto il fondo per la verità ha funzionato perché sono state evase, se vado un po' a memoria, ma l'abbiamo scritto comunque 140.000 se non sbaglio. 140.000 domande, sì. Fra l'altro c'è stato un comportamento morbido per errori o mancanze, c'era un invio, una lettera in cui si dice attenzione, siete in pericolo di non essere ammessi. Quindi c'è la possibilità di integrare la documentazione? C'è la possibilità, è stato poi anche prorogato varie volte il termine per la domanda,
e per considerazione che c'è stato il Covid e via dicendo, quindi insomma in sostanza... Sono state varie pressioni anche da parte delle associazioni perché questo avvenisse ed è stato fatto, ci sono state delle proroghe anche, no? Quindi... Sono state varie proroghe, quindi qual è rimasto il problema? Il problema che è rimasto è che poi la legge prevedeva, con il termine può, che se ci fosse stata una rimanenza, questa sarebbe stata ripartita nuovamente, quindi c'è la prospettiva, forse c'è, ma forse più da dire c'era. Poi ci chiarirà bene. C'era questa prospettiva di avere un ulteriore indennizzo. Sempre per focalizzare, l'importo stanziato, prelevato dai fondi dormienti, era di 1.575 milioni. Sono stati liquidati in totale poco più di 1 miliardo, esatto, e sono ufficialmente, erano, giustamente dice lei, al 31/12/2022, quando sarebbe cessata l'efficacia della vecchia legge, erano ancora disponibili 545 milioni. E quindi c'è la possibilità di poter, in parallelo a questa possibilità di riparto, era nato il problema sollevato da alcune associazioni anche di circa 4.000 risparmiatori esclusi da queste procedure perché avrebbero presentato documentazione errata o non completa, e quindi lì si erano innescati due discussioni che hanno un po' forse allungato anche i termini, no? La discussione che il riparto e eventualmente come poter liquidare i 4.000 che avevano, tra virgolette, sbagliato nel presentare domande. No, non è questione di sbaglio, secondo me lì c'era un problema che ci sono stati diversi che hanno dichiarato di essere nell'ambito dei forfettari e invece poi i controlli fatti con finanza risultavano invece che dovevano prendere l'altra strada. Quindi si è sostenuto che doveva essere prevista la possibilità del passaggio dal forfettario all'ordinario. Questa tesi è stata accolta dal TAR, per la verità, in un caso, peraltro poi il Consiglio di Stato ha detto no, sono due procedure diverse, anche perché di fondo sono due soggetti diversi al suo tempo, cioè c'è una questione sostanziale, non solo formale di procedure, questo è lo sviluppo. È chiaro una quindi cosa, rimanevano questi 545 milioni sì, ma è chiaro che se c'è una pendenza non è possibile il riparto, perché del riparto può avvenire solo una volta che tutti gli aventi diritto sono stati salvati. Sì. Quello che l'interrogativo è, ma e qui ancora abbiamo sollecitato, non so che l'associazione Zelino, ma anche altre, sollecitato il ministro a dare una risposta, ma insomma i fondi ci sono ancora o li avete derubricati passati ai residui passivi? Perché c'è un'indicazione, cioè si proroga la commissione, però il pagamento della commissione non è più con il fondo, ma proprio con i fondi del Ministero. Con un'altra voce di bilancio, diciamo. Con un'altra voce di bilancio. Pur essendoci teoricamente capienza, per prorogare la commissione, per gestire, leggevo l'emendamento del passato, le controversie, la commissione sarebbe stata pagata prelevando fino a 750.000 euro, ma da una voce che non ha nulla a che fare con il fondo. Anche lo stesso discorso vale per la CONSAP, quindi non è più il fondo che eroga, ma il Ministero con un altro capitolo di bilancio. Quindi deve tenere che quantomeno, se non sono stati incamerati, quantomeno i fondi sono stati congelati. Ecco. La soluzione che lei vede quale potrebbe essere? Ma secondo me penso che sarà necessaria una legge, insomma, innanzitutto perché poi sorto un altro problema, siccome viene usato il verbo potere per distinguere
ai fini del riparto, allora viene inteso questo termine potere come potere discrezionale, ma in realtà guardando il complesso della legge si capisce che in realtà è un potere per un'attività funzionale, insomma, non per una decisione. Quindi un dovere, insomma, in sostanza, un potere che è un dovere. Però al momento si è bloccato il Ministero, non dà risposte, adesso si so che le associazioni faranno un ulteriore sollecito tanto per capire se il fondo c'è o non c'è. Forse può darsi che anche non ci sia più per una questione di legge sul bilancio, e cioè che in realtà dopo 2 anni che le somme non vengono spese vengono mandate ai residui. Quindi non sarebbe tanto l'ultima tranche, ma la prima del 1919 che sarebbe stata riassorbita, riassorbita. Quindi ci sono problematiche. Quindi lei dice andrebbe fatta, a suo parere, una nuova legge sulla falsariga di quella esistente che sostanzialmente ammettesse la ripartenza della procedura, riconoscendo quell'importo lì che si prelevi dalla vecchia voce o da altri fondi dormienti nel frattempo recuperati per poter andare a completare il riparto fra i soci. A me sembra che a quel punto non occorrerebbe neanche più la commissione che ha deliberato la sussistenza, basterebbe che la Consap facesse il calcolo matematico. Tutti quelli ammessi là, il fondo è questo, si ripartisce in proporzione. Resta sempre aperto il problema, ma è per quelli che hanno fatto causa è lì che piuttosto le cose. Una domanda, poi chiudiamo questo argomento che mi sembra però, speriamo che rimanga aperto, questo perlomeno per i soci. La vertenza fatta prima, la chiamo vertenza anche se può essere non corretto come termine, fatta prima al TAR, in cui chi l'ha fatta ha avuto ragione, ma poi smentita, cancellata di fatto dalla Corte Causioni di Stato, questa sentenza mi sembra che quando c'è una sentenza di quel tipo i costi relativi al giudizio vengano addebitati in automatico a chi ha acceso l'avvertenza. Corretto? No, il Consiglio di Stato ha deciso di compensare le spese data la novità della questione. Quindi chi avesse fatto ricorso, chiamiamolo così vertenza, non corre il rischio di dover pagare. Sì, quel ricorrente poi certo. Non è detto che se poi ci sono altri giudizi. Scusi, avevo detto era l'ultima, diciamo che era la penultima domanda, ci sono rischi per quel gruppo di soci che hanno compilato delle domande poi rivelatesi non veritiere per qualunque motivo? Ci sono dei rischi di tipo fiscale o legale per quelle domande respinte in quanto le dichiarazioni non erano conformi ai dati? Diciamo. Teoricamente sì, insomma, c'è un reato, quello in un atto di notorietà, dichiarare cose non vere, cioè di avere un reddito inferiore ai 35.000, non avere un patrimonio immobiliare inferiore ai 100.000. C'è sempre una spada di Damocle che bisogna starci attenti, insomma, no? Ecco, sì, poi può darsi anche che possa essere una spinta per l'ufficio delle entrate che è caccia di denaro, quindi esatto. Ok, intanto la ringrazio e a breve ci risentiremo.